Va ora in onda Lettera 150 per il sì. Docenti ed esperti spiegano il referendum sulla riforma della giustizia. Buongiorno professor Giampaolo Azzoni e buongiorno Pier Vittorio Cimia. A voi la linea. Buongiorno Natalia e buongiorno al nostro ospite, il professor Giampaolo Azzoni. Mi sente? Buongiorno a tutti. Buongiorno professore. Allora, oggi, mercoledì 11 febbraio, proprio qui su Radio Libertà inizia questo nuovo programma, no? Dicevamo dal titolo Lettera 150 per il sì, un programma che andrà in onda ogni lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 16. Allora, professore, intervistiamo subito lei, appunto esponente del comitato di Lettera 150 per il sì. Ricordiamo lei che è professore ordinario presso l'Università di Pavia, già prorettore vicario dell'Università di Pavia e è stato coordinatore anche per l'Ateneo Pavese anche di questo progetto di corso di laurea in intelligenza artificiale che è stato realizzato assieme proprio in collaborazione con l'Università Statale Bicocca di Milano. Veramente un onore e un privilegio averla come nostro ospite. Il piacere è tutto mio, soprattutto per una bella occasione come quella di contribuire a sostenere il referendum. Esattamente, ricordiamo poi che lei appunto è giurista, insegna teoria generale del diritto proprio in questo corso di laurea in giurisprudenza, curriculum veramente strepitoso, no? E dovremmo continuare appunto a ricordare anche tutte le altre sue attività. Ricordiamo anche appunto che è stato anche responsabile dell'intera area comunicazione dell'Ateneo, questo già dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2025, che è stato anche nominato socio onorario dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ma allora veniamo subito al dunque, al punto, e quindi perché questa riforma della giustizia che inciderebbe concretamente sulla vita dei cittadini, in che modo, ecco, sul funzionamento complessivo della macchina della giustizia. E ovviamente il cittadino medio che è chiamato al voto è un dovere ovviamente civico, non giuridico, però si chiede cosa si può aspettare, quali benefici e quali cambiamenti strutturali si può attendere da questo intervento normativo che va a modificare proprio il dettato costituzionale. Sì, guardi, è molto importante diffondere consapevolezza su questo referendum, invitando innanzitutto noi stessi, ma anche i nostri amici, parenti, a votare sì. Perché è particolarmente importante? Perché in prima impressione uno può pensare che la questione sia una questione molto tecnica, un tema per addetti ai lavori, perché si parla di organizzazione della magistratura, si parla di modalità di composizione degli organi di governo autonomo della magistratura, si parla di provvedimenti disciplinari e procedimenti disciplinari. Quindi tematiche che sembrano quasi professionali per uno che è un professionista del settore, quindi temi che interessano ovviamente i magistrati, al più gli avvocati, al più il mondo del diritto. Ecco, questa però è un'impressione che deve essere superata perché occorre invece essere consapevoli che si tratta di tematiche che incidono direttamente sulla vita di tutti noi. Perché? Perché questa riforma costituzionale riguarda la tematica del processo, cioè riguarda un momento che quando capita, ahimè, a volte di vivere come cittadini, sia come vittime, pensiamo alle vittime di un reato, sia come imputati, come accusati e magari accusati ingiustamente. Bene, quando ci capita questo, la cosa che ciascuno desidera è di avere quello che viene chiamato un giusto processo. Quindi la vittima, l'accusato ingiustamente desidera innanzitutto un giusto processo. La riforma che siamo chiamati a confermare è una riforma che va a incidere su alcuni meccanismi che rafforzano proprio l'idea del giusto processo. Quell'idea che è un'idea innanzitutto della nostra Costituzione. Infatti è vero che questa è una riforma costituzionale, una revisione costituzionale, perché in effetti sono modificati ben 7 articoli della Costituzione. Però io più che riforma, revisione della Costituzione, preferisco parlare di integrazione della Costituzione, di adeguamento della Costituzione, perché in realtà non si fa altro che adeguare alcuni meccanismi a un principio costituzionale fondamentale che è quello del giusto processo.
Quindi quando si chiede la separazione delle carriere, quando si chiede organi diversi per il pubblico ministero e il giudice, quando si chiede una modalità di elezione della rappresentanza dei magistrati che non sia condizionata dalla politica, bene, quando si chiedono queste cose si chiede un processo più giusto, cioè quel processo che tutti noi come cittadini desideriamo avere. Quindi non è in realtà in senso materiale una vera riforma costituzionale, ma è più che altro un adattamento della Costituzione a se stessa, cioè come rendere effettivamente alcuni meccanismi operativi ancora più coerenti con i principi del giusto processo. Guardate, fra poco inizierà una serie televisiva fra una decina di giorni dedicate ad Enzo Tortora. Quelli che hanno la mia età se lo ricordano, Enzo Tortora era un presentatore televisivo a cui è capitata una disgrazia incredibile, che è quello di essere stato accusato da dei pentiti, di essere un camorrista, una spacciatore di droga, ed è entrato in un tunnel pazzesco che lo condurrà poi alla malattia e molto probabilmente anche una morte prematura per un'accusa ingiusta. Quindi quando ci capita un processo tunnel, un processo buio, un processo da cui noi non vediamo l'uscita, ecco, desidereremmo avere delle buone regole organizzative. Un altro consiglio di visione, per quelli che amano vedere i film, consiglio un altro film molto bello, che è Detenuto in attesa di giudizio, con Alberto Sordi, regia di Nanni Loi. Ecco, tutte queste, sia il film di Nanni Loi, sia la vicenda di Enzo Tortora, erano proprio ambientati in un mondo di un processo, il processo cosiddetto inquisitorio, in cui il giudice si confondeva con l'accusa, in cui l'imputato aveva ben pochi diritti. Bene, un mondo che il nostro diritto ha voluto superare con un nuovo codice di procedura penale, con nuovi riferimenti costituzionali. Bene, votare sì il 22 e il 23 marzo, ed è importantissimo votare sì, significa votare per un processo che sia il più possibile un processo giusto, quindi un processo in cui chi è imputato sia allo stesso piano di chi lo accusa, che la vittima abbia la massima delle tutele, quindi e che sia giudicato senza condizionamenti se imputato. Quindi votare sì significa votare per un processo giusto, un po' più giusto. Esattamente, è un processo giusto che si manifesta proprio grazie alla separazione netta delle carriere e poi comunque alla parità, come diceva lei, tra accusa e imputato. Ma questa separazione, ecco, come si può spiegare magari in termini più divulgativi per chi non è giurista, e soprattutto quali effetti poi potrebbe dispiegare proprio su questo equilibrio, no, tra le funzioni di giudice e pubblico ministero? Perché sappiamo che insomma in queste settimane abbiamo sentito da parte del no alcune motivazioni e argomentazioni che insomma fanno pensare che veramente poi i loro sostenitori siano un po' accecati, ecco, da furore ideologico, e una certa parte di magistratura c'è un po' una casta ripiegata su se stessa, ecco. Guardi, l'idea che io mi sono fatto, poi guardi, ciascuno può essere smentito, siamo tutti umani, però l'idea che mi sono fatto è che non esistano motivazioni tecniche contro questa riforma, perché è una riforma veramente di buon senso che serve a dare attuazione ad alcuni principi costituzionali. Pertanto le ragioni sono ragioni di interesse di parte, interesse di potere, ma interessi veri, che siano interessi in qualche modo motivati, ragioni tecniche, io non ne vedo. E a cominciare anche dalla questione della separazione delle carriere dei magistrati. Già oggi abbiamo una separazione funzionale cosiddetta delle carriere, cioè che in quel momento chi è pubblico ministero, cioè l'accusa, non è giudice, sono due in qualche modo professioni diverse. Già oggi è così. Quello che si chiede con questa riforma costituzionale è di completare questa separazione. Perché? Perché, come giustamente lei ha detto, se effettivamente le parti devono essere in condizione di parità, e le parti sono l'accusa e la difesa, devono essere in condizione di parità, ed è quello che tra l'altro chiede la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione proprio ritiene, l'articolo quello sul giusto processo, che il giusto processo si attua appunto in una condizione di parità
di parità, quindi parità tra le parti. Ogni processo, si dice, si svolge tra le parti in condizione di parità. Ecco, ma se una delle due parti, e in modo particolare l'accusa, quindi il pubblico ministero, l'accusa, una delle due parti, quindi il processo abbiamo il giudice, poi abbiamo l'accusa e la difesa. Bene, ma se l'accusa è il collega del giudice che giudica, è evidente che la parità, almeno dal punto di vista delle apparenze, non sia rispettata, perché l'accusa è il collega di chi giudica, fanno parte della stessa, in qualche modo, mondo, sono assunti, hanno gli stessi percorsi, modalità di valutazione, assegnazione, hanno lo stesso organo che li governa, lo stesso consiglio superiore, cioè sono a tutti gli effetti colleghi a volte anche vicini dal punto di vista dell'operatività, sono a tutti gli effetti colleghi. Ora, come si può pensare che io, imputato, sia in una situazione reale di parità se l'accusa è collega di chi giudica? In alcuni casi questo non ha effetti magari dal punto di vista reale, no? Perché effettivamente c'è una deontologia, un rispetto delle regole dei magistrati per cui si attengono al loro ruolo, però apparirà sempre come in qualche modo non una reale parità, apparirà all'imputato che vede che chi lo accusa è in realtà collega di chi lo giudica, dice c'è qualcosa che non va. Allora, per superare questa anomalia, che è un'anomalia reale, che oltretutto c'è praticamente solo in Italia, la cosa incredibile è che qualche forma, seppur diversa, di separazione delle carriere c'è in tutti i paesi democratici e liberali, c'è in Spagna, in Portogallo, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Austria, in Svizzera, in Belgio, in Olanda, negli Stati Uniti, in Giappone, via via. Potrei fare altri nomi, c'è una separazione delle carriere. Bene, quello che si vuole dire, separiamo anche in Italia le carriere, in modo che sia chiaro che il pubblico ministero, chi esercita l'accusa, è sullo stesso piano dell'imputato, di chi si difende, della difesa. E allora le due carriere, quella di chi giudica e il pubblico ministero, devono essere separate, e devono essere separati anche gli organi di governo autonomo. Adesso abbiamo, è incredibile, un unico e solo Consiglio Superiore della Magistratura, un unico e solo, che stabilisce le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, li stabilisce sia per il giudice sia per il pubblico ministero. Cioè un unico organo decide la carriera del giudice e del pubblico ministero. Allora si dice le carriere siano separate e siano separati anche gli organi che governano in modo autonomo la magistratura, in modo da avere un Consiglio Superiore della Magistratura per i giudici e un Consiglio Superiore della Magistratura per i pubblici ministeri. In Italia sono all'incirca operativi in servizio, quasi 9.000 magistrati proprio operativi, di cui 2/3 sono giudici, 1/3 è più o meno pubblico ministero. Allora, più o meno dicevo le percentuali. Allora quello che si dice, per i 2/3 che fanno i giudici ci sia un organo di governo autonomo per i giudici, per l'altro terzo ci sia un altro organo di governo autonomo, in modo che non vi sia nemmeno il sospetto, di un qualche forma di condizionamento reciproco. E quindi effettivamente chi è imputato si muova in una situazione di parità con l'accusa. Tra l'altro la cosa incredibile è che quelli del no arrivano a dire che in Italia in realtà non vi sarebbe questo sistema processuale dell'effettiva parità. L'Italia non avrebbe un reale sistema cosiddetto accusatorio, cioè con l'accusa come parte. Bene, io invito tutti quelli che dicono queste cose a leggere semplicemente la Costituzione, 111 secondo comma, e a leggere la legge delega che ha delegato al nuovo codice di procedura penale emanato nell'88, la legge delega in cui al primissimo punto della legge delega, il primissimo, quindi in apertura della legge, si dice che il processo penale in Italia risponde
deve rispondere ai caratteri del sistema accusatorio, questo letteralmente. Pertanto, separare le carriere è una cosa estremamente corretta, estremamente giusta, anche qua non per fare la rivoluzione, ma semplicemente per attuare quello che già è in Costituzione. Pertanto, quando noi voteremo sì, daremo semplicemente maggiore attuazione a dei principi costituzionali e giuridici che sono già presenti. Esattamente, poi comunque anche lo stesso ministro Nordio, quando comunque si è confrontato sul tema e ha affrontato il tema della riforma costituzionale, ha anche ricordato che poi la Costituzione deve essere allineata a quei livelli che furono voluti da Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza, quando ha introdotto proprio questo codice accusatorio. Ricordiamoci che poi codice Pisapia-Vassalli e uno addirittura dei primi che propose la distinzione proprio netta, formale, delle funzioni dei magistrati fu Flick, ministro nel primo governo Prodi, e persino la bicamerale di D'Alema votò la divisione del CSM in 2 sezioni. Ma poi l'altra novità di questa riforma è proprio la previsione di un sorteggio per i rappresentanti dei magistrati nel CSM. Ecco perché questa logica del sorteggio probabilmente è proprio la scelta che può contrastare quelle dinamiche correntizie, quelle distorsioni, manipolazioni che abbiamo visto nel sistema di autogoverno della magistratura, il caso Palamara, che ha un po' aperto il vaso di Pandora, ecco. Lì basterebbe leggere quei libri scritti da Palamara e uno corre a votare sì, ma in modo particolare il sorteggio è una modalità, a lei l'ha citato giustamente, centrale. Perché? Perché anche qua pigliamo la Costituzione. La Costituzione dice, articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e qua giudici intende tutti i magistrati, sono soggetti soltanto alla legge. Ora, quindi il giudice, per essere realmente tale, deve essere imparziale, non deve farsi condizionare da nulla e deve essere soggetto solo alla legge. In modo particolare non deve farsi condizionare da orientamenti politici. Cioè chi vota sì vuole una magistratura libera dai condizionamenti politici, cioè esattamente il contrario di quello che accusi quelli del no, che accusano quelli del sì dicendo voi volete la magistratura sotto la politica. Bene, il contrario esatto. Cioè chi vota sì vuole una magistratura sottratta ai condizionamenti della politica. In modo particolare vuole cambiare le regole di nomina, di scelta dei rappresentanti della magistratura presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Perché come avviene oggi? Oggi avviene che il Consiglio Superiore della Magistratura, che a oggi è unico, che riguarda sia i giudici sia i pubblici ministeri, venga 2/3 dei componenti siano componenti eletti dai magistrati sulla base di candidature che sono contrapposte politicamente. Cioè, è vero, non ci sono delle liste come alle elezioni, ma ci sono però delle candidature di persone che appartengono a determinate associazioni di magistrati che spesso hanno, anzi tutte hanno, una qualche connotazione di natura politica o comunque in ogni caso di natura relazionale. Per cui chi vuole entrare in CSM si impegna in una vera e propria campagna elettorale. Perché effettivamente pensate, l'ho detto prima, i magistrati, oltretutto quelli formali sono ancora di più, sono oltre 9.000, 9.600 circa, si tratta di farsi votare. E allora si fa una vera e propria campagna sulla base anche di posizioni di carattere politico. Ecco che allora gli eletti sono innanzitutto eletti da parte di coloro che li hanno eletti. Quindi si sentono naturalmente come in debito nei confronti dei propri elettori e in ogni caso sono portatori di un certo orientamento politico valoriale. Se pensiamo poi che tutte le scelte che riguardano l'organizzazione della magistratura sono fatte dal Consiglio Superiore della Magistratura, tutte, perché l'ho detto, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari. Bene, tutte queste scelte sono fatte da un organo che per 2/3 è composto da magistrati che sono scelti sulla base di
posizionamenti politici e che rispondono a determinati elettori. Allora, giustamente, se si vuole che premiare il merito dei magistrati, ma soprattutto premiare la loro reale indipendenza, che qua, obbediendo alla Costituzione che dice 104, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Bene, se si vuole premiare l'indipendenza della magistratura, la imparzialità del giudice, bene, allora occorre che salti questo meccanismo per cui i rappresentanti dei magistrati sono scelti sulla base di un posizionamento politico, di una campagna elettorale. Da qui appunto l'idea che io trovo come una soluzione quasi necessitata, quasi obbligata, da molti già in qualche modo da molti anni auspicata, quella di procedere a un sorteggio, cioè sorteggiare i magistrati che vanno a rappresentare i loro colleghi nel Consiglio Superiore della Magistratura. Attenzione, questo sorteggio non è un sorteggio che avviene sorteggiando delle persone che passano per strada, avviene sorteggiando magistrati che hanno grandi responsabilità, che hanno superato un concorso molto importante, che hanno competenze significative, che hanno poteri enormi. Bene, sono tutte persone che normalmente esercitano una serie amplissima di competenze, prendono decisioni molto importanti. Allora, sorteggiare queste persone in modo che si rompa il legame tra la rappresentanza del CSM e l'appartenenza politica e si valuti solamente in qualche modo il merito e la bontà delle decisioni che devono essere prese. Pertanto il sorteggio è effettivamente la modalità migliore. Certo, ovviamente dà molto fastidio a chi? Dà molto fastidio a coloro che in questo momento appunto si fanno eleggere, quelli che in questo momento hanno una rappresentanza di carattere particolare, di carattere di orientamento politico, fa molto dispiacere a tutte le varie associazioni e correnti che raggruppano alcuni appunto magistrati molto attivi sotto questo profilo e quindi gridano al controllo della magistratura, ma è esattamente il contrario. Il sorteggio è la liberazione della magistratura da ogni controllo, di natura politica. Quindi e in questo senso anche il giudice e il pubblico ministero potranno essere molto più sereni, perché nel CSM non ci saranno i rappresentanti di associazioni, correnti con connotazioni politiche, ma ci saranno dei loro colleghi che li giudicheranno e valuteranno quello da fare sulla base essenzialmente di valutazione di carattere tecnico e non di orientamento politico. Quindi il sorteggio è effettivamente una strada obbligata per sottrarre, una strada corretta, obbligata, per sottrarre il Consiglio Superiore della Magistratura alla dipendenza e condizionamenti della politica e per far sì che i magistrati, come dice la Costituzione, siano soggetti soltanto alla legge. Quindi se vogliamo che la magistratura sia soggetta soltanto alla legge, un CSM che sia realmente autonomo e indipendente da condizionamenti, una carriera dei magistrati che non sia guidata dalle varie cordate, bene, allora c'è un'occasione che abbiamo importante, 22-23 marzo, votare sì al referendum. Chiaro, chiarissimo professore. E infatti poi certe argomentazioni pretestuose diffuse da alcune redazioni che ribollano di certi slogan, pensiamo solo al Fatto Quotidiano Travaglio che bolla sempre questa riforma con il termine di schiforma, no? E poi vabbè, sappiamo anche che lo stesso storico Barbero poi ha compiuto questa gaffe e lei stesso l'ha fatto notare, è intervenuto proprio su Lettera 150 chiedendosi anche, ma insomma uno storico dovrebbe controllare le fonti, e invece aveva detto ecco delle affermazioni proprio non veritiere. Viene in mente anche la riflessione celebre frase di Ludwig Wittgenstein che si applicava ad altro, però comunque di ciò di cui non si può parlare è meglio tacere, perché comunque anche Barbero era intervenuto proprio sulla questione del sorteggio, compiendo questo errore. Ma l'ultimissimo punto, professore, ecco, se possiamo veramente in un flash rapidissimo, perché il nostro spazio purtroppo già
si avvia a conclusione, il tempo è volato e allora le chiedo proprio dell'alta corte disciplinare, di quest'altro punto della riforma, quale sarebbe ecco, il ruolo attribuito e quale funzione all'interno di questa architettura istituzionale ridisegnata, con quali compiti. Sì, tra l'altro invito ad andare a vedere, c'è un video recente della conferenza fatta da Barbero alla Casa della Cultura, in cui fa in parte macchine indietro, ma solo in parte, anche lì dimostra in realtà di non fare adeguatamente il lavoro attento che invece una persona del suo valore come storico dovrebbe fare, soprattutto quando si espone pubblicamente. Bene, l'alta corte disciplinare è effettivamente l'unica vera novità istituzionale proposta da questa riforma, anche questa molto coerente però con i principi della Costituzione. In qualche modo nulla di nuovo dal punto di vista dei valori costituzionali. Qual è il problema? Il problema è che attualmente, come ho detto anche prima, i provvedimenti disciplinari che riguardano i magistrati sono decisi, sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Consiglio Superiore della Magistratura che oltretutto ha quegli inconvenienti di condizionamento che ho detto prima. Bene, se noi vediamo in questi anni qual è stato l'andamento proprio di questi provvedimenti disciplinari, di questi procedimenti disciplinari, noi vediamo numeri estremamente ridotti. Di fronte a una serie invece di patologie della giustizia molto gravi. Pensiamo che in Italia nel solo 2024 sono stati spesi 26,9 milioni di euro, cioè quasi 27 milioni di euro, solo per indennizi per ingiuste detenzioni. Per ingiuste detenzioni solo nel 2024 27 milioni di euro. Ecco, questo è un dato finanziario significativo, ma la cosa più brutta non è solo il dato finanziario, ma il fatto che questo significa violazione del diritto alla libertà delle persone, tragedie personali, familiari, lavorative e tremende. Bene, di fronte pertanto a tutta una serie di errori che effettivamente possono compiere i magistrati, non abbiamo in Italia ad oggi un sistema efficace di procedimenti disciplinari. Ecco, questo è un grave limite, perché quando abbiamo un grande potere, e i magistrati hanno un grande potere, occorre che vi sia anche una grande responsabilità. Pensate a quello che capita per i medici. I medici hanno un potere enorme sui corpi delle persone, però hanno una responsabilità enorme dal punto di vista giudiziale, i medici. Sappiamo bene il tema tutto della responsabilità medica. Cioè, quando c'è potere deve esserci anche responsabilità. Bene, questo per i magistrati è invece molto problematico, nonostante le vicende del caso Tortora, nonostante che ricordo in Italia nell'87 vi fu un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, rispetto al quale oltre l'80% degli italiani disse sì alla responsabilità civile dei magistrati. Bene, l'alta corte disciplinare cosa dice? Sente, il CSM purtroppo non ha dato i risultati attesi in termini di procedimenti disciplinari. Sottraiamo i procedimenti disciplinari al CSM e affidiamoli a un tribunale super partes che abbia quella sufficiente in qualche modo autonomia e anche il fatto di essere dedicato a questo, che possa perseguire proprio i procedimenti disciplinari in modo da dare maggiore effettività a eventuali sanzioni che devono essere irrogate quando siamo in presenza di gravi errori, inadempienze, negligenze, tutte quelle appunto forme di responsabilità professionale che devono essere valutate. Allora l'alta corte disciplinare, che è oltretutto un'alta corte in cui di nuovo la maggioranza è composta da magistrati, perché 15 membri dell'alta corte, ben 9 sono magistrati. 3 sono nominati dal Presidente della Repubblica e 3 dal Parlamento. Bene, quindi l'alta corte disciplinare è uno strumento che vuole rafforzare l'idea che ogni potere deve avere una sua responsabilità e deve avere dei meccanismi di efficacia rispetto a questa responsabilità. Chiaro, chiarissimo, veramente grazie mille professore per questa esposizione così approfondita e veramente vorremmo di nuovo riaverla presto, ecco, per poter poi continuare questa analisi. Speriamo veramente di ritrovarci presto. Davvero grazie, Fino al grazie 22 ancora, marzo complimenti per la chiarezza. E mi raccomando, il tema è tecnico, però
diciamo ai nostri amici, a chi conosciamo, non perdiamo questa opportunità, perché guardate, non si ripresenterà una seconda volta nella nostra vita sarà l'ultima occasione per votare in questo senso, quindi approfittiamone. Assolutamente, e allora vogliamo concludere con quella citazione di Sant'Agostino che poi fu ricitato anche da Benedetto XVI nella visita al Bundestag: senza la giustizia, che cos'è lo Stato se non una banda di briganti? E allora grazie ancora professore, grazie a tutti voi, grazie a te Natalia e buona continuazione qui su Radio Libertà. Grazie a voi. Avete ascoltato